5-0 direi che è andata bene naturalmente. C'è da dire solo bravi ragazzi, hanno disputato un'ottima gara, siamo stati bravi e fortunati ad aprirla immediatamente. E una volta che la partita si apre subito sicuramente si creano più spazi in campo e siamo stati abbastanza bravi a sfruttarli e a concretizzare le occasioni avute, cose che magari altre volte non sono successe. De Fernandez è un buon giocatore, deve crescere, io credo in tutti i miei ragazzi, non solo in lui, gliel'ho sempre detto, so che sono una buona squadra, che possiamo crescere e gli dico ancora bravi perché l'atteggiamento oggi è stato quello positivo, quello giusto. La sensazione la vedo positiva perché Prince è entrato in campo, è entrato benissimo, ha fatto il suo dovere, ha fatto un'ottima gara, noi siamo abituati ai cambi, agli infortuni, penso di avere una squadra di livello uguale in toto, in tutta la rosa, quindi questo problema non ce lo siamo mai creati onestamente. Ritengo che tutte le partite sono difficili, lo Sciacca sicuramente una squadra ben attrezzata, forte, di livello, come tutte le altre volte ci andremo a giocare a viso aperto la nostra partita, il campo come sempre detterà le condizioni. Prima di tutto sono felice, troppo felice per la squadra, è stato un lavoro bravissimo e certo mi piace fare gol, per quello sono contento oggi. Io sono contento qua, sono felice a giocarci. E se la società sta contento con me, io voglio rimanere qua. Siamo un po' cerca del top della classifica, ma dobbiamo tenere la testa perché ancora niente sta fatto. E per quello dobbiamo continuare a lavorare e tutto di buono arriverà.